Concittadine e concittadini di Udine, una nota da Fogolar Politic che è una nota un po' di delusione annunciata, ma di fronte alla pubblicazione stampa comparata di quelli che sono i punti cruciali dei programmi presentati dai candidati alle elezioni municipali. Certamente non è mancata la fantasia, non è mancata anche in certi casi una riflessione attenta ai reali, effettivi, immediati problemi della cittadinanza, però è mancato ancora una volta in modo eclatante il tema della comunità. Tema della comunità che è il punto principale sul quale, a sostegno del quale si muove questo piccolo nostro Fogolar Politic. Certo, non ci siamo presentati alle elezioni troppo presto per noi, ma saremo attenti a chi in qualche modo, siamo curiosi, si avvicina di più a queste nostre tematiche, a queste nostre istanze. In ogni caso che il tema esplicito dell'assenza di una comunità udinese venga a mancare l'intento esplicito dichiarato ad ovviare a tale carenza, insomma, è un brutto segno. La comunità rifugio, la comunità baluardo dell'individuo, vis unita fortior, c'è scritto sul comune, l'unione fa la forza, ma quale unione? Gli udinesi di oggi non sono uniti, non sono una comunità, sono un happy hour. È un lavoro da compiersi, certo, sull'immateriale, sulla mentalità, sul piano culturale, e questo dovrebbe mobilitare naturalmente chi ha i mezzi di un'amministrazione per favorire la rifondazione un po' di un nesso d'affiatamento radicato, inclusivo in questa nostra città di Udine. Un lavoro culturale, certo culturale non nel senso delle grandi mostre di Fontanini o di chi altro alternativo avesse intenzione di proporne. Il tema della comunità è un tema essenziale, dovrebbe essere un tema essenziale. Eppure non solo la politica, ma forse anche i cittadini stessi, tanti cittadini non se ne rendono conto. E forse è proprio per questo che la politica non fa appello, non si riferisce, non tocca, diciamo, certe corde. Gran peccato. Un segno, a nostro avviso, di immaturità, di grave immaturità collettiva. Peggio ancora, AIDS, AIDS culturale. Non si producono anticorpi perché non si riconosce l'attacco all'organismo. E l'attacco è proprio l'assenza di coesione, l'assenza di un senso di comunità che gli udinesi ormai soffrono felicemente da tempo, da molto tempo, certo da prima dell'avvento di Fontanini, che su questo tema poco ha fatto coerentemente, nemmeno infatti se ne vanta. E certo anche le amministrazioni precedenti non hanno dato grandissime prove di investimento in tale direzione. E così andiamo avanti, navighiamo a vista, per quanto ancora.